Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova video lezione a cura di Matto Scacco. Stavo studiando dal libro Come scegliere la mossa migliore di Soltis, un capitolo molto interessante riguardante le mosse d'attesa. E mi ha stupito così tanto da volerci fare un video e condividere sopra con voi qualche riflessione che ho letto su questo libro. Qui stiamo analizzando una partita fra due grandissimi giocatori, Kramnik contro Timman, svolta a Belgrado nel 1995. Analizzando questa posizione con un motore scacchistico, essenzialmente la posizione pari. Il bianco viene dato un più 0,5, più 0,6, che è essenzialmente come quando il bianco sta nella posizione iniziale e deve fare la prima mossa. In questo diagramma la mossa aspetta il nero, ma analizziamo un attimino la posizione prima di capire le mosse, eccetera, eccetera. Allora, qui c'è il nero che ha una maggioranza ad ovest, quindi sull'ala di donna, e il bianco che ha una minoranza. Tuttavia sappiamo che esistono i classici attacchi di minoranza per cercare un pochettino di rompere la struttura dei pedoni. Un classico attacco di rottura potrebbe essere dato dalla spinta da B4 a B5, e non sembrano esserci grandi cose da parte del bianco. C'è sì una batteria di donne e alfiere che puntano su H7, ma il punto H7 è difeso dal cavallo in F6. Qui c'è una torre su colonna semiaperta, ma attualmente non si vede come possa essere incisiva, e basta. Il re è chiaramente arroccato. Il nero invece non ha completato, diciamo, il suo sviluppo perché questo alfiere è ancora in C8 e questo è un problema tipico per il nero. Quindi ci si aspetterà manovre come cavallo in F8, cavallo G6, in modo tale da attivare questo cavallo e da liberare la diagonale per l'alfiere, che potrebbe diventare attivo, e mettere chiaramente in comunicazione le torri. Questa è la situazione. Adesso, tra il dire e il fare, bisogna vedere cosa deve fare il nero. Il tratto spetta al nero. Evidentemente ci sono tre mosse candidate. La prima mossa candidata è cavallo in E4, mossa forte. L'altra candidata è cavallo in F8, come dicevamo, e l'altra candidata è B7 B5. E ognuna di queste mosse ha i suoi pro e i contro. Andiamo a vederle una per una. Partiamo da questa qui. Questa è sicuramente la mossa più incisiva, è quella lì che quando l'hai fatta poi sono cavoli tuoi. Che cosa succede? Perché è forte questa mossa? Perché innanzitutto impedisce questa spinta, quindi è molto forte. Tuttavia non si può giocare nell'immediato perché A per B, chiaramente non si può catturare col pedone in A, se no si perde la torre. Quindi aspetta che la rifaccio. Ops. Quindi pedone E, cambio non col pedone A ma col pedone in C. Tuttavia c'è questo piccolo tatticismo dove l'alfiere può guadagnare il pedone perché non si può catturare nuovamente col pedone in A, perché altrimenti segue sempre la solita tiritera. Quindi questa spinta qui deve essere preparata e per ora dunque come mossa è stata bocciata. La seconda possibilità è cavallo in E4, una mossa molto forte che va a prendere una casa importante centrale E4. Tuttavia qui in questo tipo di posizioni il bianco ha una risposta importante che è data da alfiere per E4. Dici cavoli, ma non abbiamo detto che in alcuni libri ho letto che l'alfiere vale più del cavallo? Sì, ma in questa situazione questa è una buona controrisposta per il bianco, perché può giocare cavallo D2 e il cavallo da D2, oltre che a creare maggiore pressione su questo pedone, ha case fondamentali come C4, da C4 controlla D6, B6, insomma è molto forte questo cavallo. Altra possibilità ancora da parte del nero è quella di giocare cavallo in F8, come dicevamo prima, per liberare la diagonale all'alfiere Campochiaro, per poter andare in G6, per difendere ulteriormente H7. Tuttavia al nero fa comodo il cavallo in D7. Perché? Perché il cavallo in D7 può controbattere bene a spinte di rottura di questo tipo. Esempio, facciamo una mossa inutile per il nero, così tocca il bianco. Se il bianco poi gioca spinge,
io ho semplicemente pedone per, cambio di torri, e ora il cavallo da D7 sostiene benissimo la spinta in C5, oltre che non far penetrare il pedone ancora più su. E quindi dopo un cambio di questo tipo, insomma, il nero ha risolto anche grande parte dei suoi problemi. Perciò queste sono le tre candidate. B7, B5 che abbiamo visto che non si può, cavallo in E4 e cavallo in F8. Tuttavia, insomma, per una serie di motivi abbiamo visto che nessuna di queste mosse si può fare. E4, c'è il cambio di alfiere e il bianco sta bene. Cavallo in F8, abbiamo visto che il cavallo in D7 in realtà sta bene, perciò il nero decise di giocare una mossa d'attesa. Pedone G6. È una mossa d'attesa, ma come un po' tutte le mosse d'attesa hanno un filino di utilità anche loro. Consolida la struttura. Peccato che però ora il nero ha tutti i pedoni su case bianche e ha l'alfiere campochiaro. Tuttavia, questa spinta G6 libera il cavallo da una sorta di inchiodatura che aveva, perché il cavallo era rilegato a tenere H7. Ti ricordo che se il cavallo si fosse spostato in qualsiasi situazione, si poteva prendere in H7 per via di questa batteria. Quindi G6, diciamo, schioda anche il cavallo, quindi è una mossa che ha la sua utilità. E adesso il bianco gioca, prima di giocare eventuali spinte, decide di giocare donna B2. Anche questa è una mossa d'attesa, chiaramente. Ora ormai abbiamo capito che la batteria è stata annientata, la donna decide di spostarsi, di mettersi su casa scura per far comunicare le due torri. In questo modo, dopo per esempio un cambio di questo tipo, facciamo sempre una mossa inutile per il nero, tac, 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 dopo il cambio di torri non siamo più costretti ad andare di donna, ma possiamo occupare tutta la colonna A con la torre e il bianco sta bene. Questo è chiaramente il principio che stava dietro questa mossa. A questo punto il nero gioca A5. A5 con la speranza che il bianco spinga, e a questo punto il nero può giocare C5 e come al solito arrivare in questa situazione. Peccato che il bianco, Kramnik, gioca contro ogni, diciamo, pronostico B per A5. Questa mossa qui è una mossa sicuramente di polso, nel senso qui il nero sta facendo qualcosa sulla di donna. Rispondere con un'altra mossa d'attesa sarebbe veramente un suicidio, significherebbe regalare spazio, tempi, quindi bisogna reagire. Come? Catturo. Ora beh, la partita poi andò avanti con torre per, cavallo D2 e poi il cavallo andò in B3 e la partita continuò. Alla fine il bianco riuscì a avere spazio sull'ala di donna e a terminare la partita. Ecco, questo non era uno di quegli esempi spettacolari con sacrifici, cambi, tatticismi incredibili, ma era una partita tranquillissima, anzi uno spezzone di una partita, ma è stato interessante capire come anche le mosse d'attesa possono essere utili in questo difficilissimo gioco degli scacchi.